Dopo, poi interviene Lillio. Prego. Sì, io sono Remo Zu da Simara, volevo fare alcune considerazioni. Pesati indica non ti bevo. Volevo fare appunto alcune considerazioni in merito ai discorsi fatti da un po' di tutti voi. Ho difficoltà a fare certe considerazioni perché appunto nel parlare a volte rischio di offendere qualcuno, proprio perché è una vita che si fanno delle considerazioni e poi in fondo non si arriva mai al vero e proprio punto. Ad iniziare da tutti quelli che sono sopra il palco, diciamo, sia organizzatori sindacali, sia responsabili di mulini e altri, perché è da parecchi anni che si fanno queste considerazioni, ma poi mai ci si dice ci sediamo, che ne so, Consorzio Agrario, adesso che c'è il presidente Cao, oppure Coldiretti che c'è Coisi e anche altri, visto che c'è anche un responsabile della regione, mai ci si fa qualcosa. Io voglio dire, è da parecchio, tutti dicono, il dottor Galeo, cioè il signor Galeo dice a me mi serve questo grano. L'altro dice appunto dobbiamo concentrare, dobbiamo fare che ne so una sola varietà o più varietà. Ognuno però corre per i prodotti. Qua sopra il palco ci sono tutti, qua giù ci sono anche gli agricoltori. Io sono un produttore di grano duro, come pochi altri forse qua. È una riunione anche infatti, se andiamo a guardare, spicciola. Per come la vedo io è ridicolo, un comune come Sardara, siamo 200 persone. Vuol dire che appunto non c'è stato un mordente neanche nell'organizzare qualcosa. Io dico sinceramente che se faccio una riunione, perché mi è capitato di organizzarne, ma a questo convegno qua ci sarebbero dovute stare come minimo 500-600 persone, se non di più. Quindi vuol dire che qualcuno si è perso in viaggio, si è perso il coltivatore di reti perché non ha avvisato, noi abbiamo letto sul giornale, ma c'è via Pago Buru, dico io, ad informare i soci del coltivatore di reti che qua a Sardara c'era un convegno tipo, perché poi era previsto anche l'intervento dell'assessore. Voglio dire, sembra che si vogliono fare sempre le cose, si dice convegni, e poi i convegni sono così sminuiti. È ridicolo, perché qua non ci dovrebbero essere 70, 80, 100 persone, ma bensì almeno un migliaio. Perché appunto io dico che gli agricoltori tutti devono parlare e qualche agricoltore dovrebbe essere anche da quella parte. Non come appunto sempre si organizzano i convegni e noi sempre da questa parte. Cioè voglio dire, tocca da si muove, voglio dire, siamo a coscienza. Prima anche la mamma regione, che molte volte fa delle cose che, dico appunto, si rischia di cadere nel ridicolo. Voglio fare un esempio sulle minime lavorazioni. Ho l'UB che è che ci dà da produrre, a seminare grano, dico, facendo delle lavorazioni con 10 centimetri. Qualsiasi tipo di lavorazione, ma non è impossibile. Cioè, vi rendete conto? Oppure appunto il discorso anche della bruciatura. È impossibile appunto non bruciare le stoppie del terreno. Dimmi appunto che non devo bruciare l'intera superficie di grano duro, ma almeno le andane. Le malattie che ne vengono negli anni a venire sono assurde e tanti agronomi lo sanno. Ma perché appunto si vuole fare qualcosa che per la nostra regione Sardegna non va? E noi non prodi da continuo, quindi le stoppie appunto non putrefano l'anno dopo, a baratano se hanno, non so se rendono che dimostra sul lume sarà denti. Ma quelle sono malattie, sono patogeni, sono microrganismi che appunto poi non riusciamo neanche a produrre, neanche qualità si riesce a produrre. Cioè per produrre grano appunto, io non è che sia, come si dice, non plus ultra, però voglio dire, bisogna fare il grano con certi criteri, certi metodi, che così come appunto sta proponendo la regione, non vanno bene, assolutamente. Non si può seminare grano, oppure come in molti altri convegni si vuole lanciare appunto la semina sul suolo, o il biocanno. Chi è che ha fatto qualcosa sulle semine sul suolo? Perché devono lavorare i consorzi agrari, oppure anche altre ditte. Qua bisogna appunto essere concreti nelle cose. E chi non le sa certe cose è picrocare su cinese. C'è poco da dire. Basta, che intervenga qualcun altro. Ce n'è a quanto gliel'hanno pagato il grano? No, ce l'ho a casa mia. Anche perché qualcuno dice appunto, io sono contento che la Sardegna non ci sia spirito di cooperativismo. Sa perché? Perché appunto la cooperativa a noi costa, io dico a me costa. Chi andai a chiedere appunto, se noi ci riuniamo quasi, facciamo, ovvio ammassare 5.000 o 10.000 o 20.000 quintali di ricotta un luogo, dobbiamo fare una struttura. Poi tra l'altro le strutture ci sono. Dottor Galeo, ce ne sono, i consorzi agrari ci sono dappertutto e sono vuoti. Su consorzi agrari non è da ammassare su di io, i tammisrevi andiamo a organizzare. Ci sono, c'è tutto, c'è il consorzio agrari, ci sono i produttori, c'è lei come cosa, basta che siamo di accordo. Forse, probabilmente, c'è capacità per il grano duro di oltre 1 milione di quintali qua in Sardegna, o no? Forse solo del consorzio agrario? No?
500.000, lo pago. Quanto? No, 300 è la produzione, ma dico come consorzi agrari, cindali, di ammasso, e poi c'è Cellino che mette compra, cioè ce ne sono, non dobbiamo andare a cercare altri, e poi c'è chi se lo può conservare anche a casa. Voglio dire appunto, per organizzarci un po', è inutile andare, ad esempio, facciamo un nome di chi produce sementi, Santino che fa 5 candidati, su consorzi agrari ne fa 7-8, ma la fase che sono a pari, cosa va bene? Va bene il Bronte, va bene il cemento, va bene questo e quest'altro, invece ognuno si può 8, è ridicolo. E non ci vuole niente organizzarsi, ed è ridicolo anche da parte delle organizzazioni sindacali, col diretti, CIE, quanto tu possa fatta e anche la regione, perché appunto se andiamo a guardare questa specie di proposte che ha fatto su Semena Dura, che c'ero anche lì, e non, appunto tra l'altro come oggi stesso, voglio dire, perché non ci deve essere anche qualche agricoltore, magari appunto da un sindacato, facci tu a rappresentare, ma avete da andare sempre Gudu, direttorio, presidente, ma mi rappresenta sì, ma che sono come tinauve o come tinata esatto però non c'è più mordente, non c'è poca gente che appunto riesce a capire quelle che sono le esigenze reali di chi lavora in campagna. Inutile Amadeus da Sicilia, da rappresentanti tu, non mi rappresenta Pruso perché non riesci, non ci sei più mentalmente. Ha detto lei all'inizio prima, adesso non ricordo il suo nome, che appunto anche i sindacati... L'inno d'Italia, guarda, si ricorda dell'inno d'Italia, si ricorda Mameli, giusto. Ma hai capito? Perché è vero che stanno sminuendo, ma io è da parecchio che lo sto dicendo, non solo io, tanti altri, e sono avuto avanti come mettioni e arrangiare i SIDA. Cioè, no che si comprenda, non c'è spirito di collaborazione da parte di tutti, ma di tutti. Adesso scendete come ti ovesi, e non dite più fare. Io sono la popolazione perché mi sono fatto il localino e gli altri l'hanno portato al consorzio agrario e dicevo, ma ragazza figura, è ridicolo, 13 euro. Ma come si fa poi a fare considerazioni come ha fatto? Devono riuscire, mi cito, ripeto appunto, se parlo rischio veramente di fare qualche danno. E parli qualcun altro.